Rieccoci, 17:29 minuti e 35 secondi, siamo di nuovo in diretta con la nostra edizione straordinaria, vi accompagniamo fino al Vangelo del sabato e poi come sempre il telegiornale del Veneto, il telegiornale di Venezia, di Treviso e poi dalle 20 alle 21 l'ultima parte dell'edizione straordinaria come ormai ogni giorno da più di un mese per informarvi e tenervi aggiornati sulla emergenza coronavirus. Fra poco ci colleghiamo in diretta Skype con il nostro ospite, a cui dico già se può rovesciare il cellulare così lo vediamo meglio, ma arriviamo subito da lei, perfetto. Allora, l'ordinanza di Zaia oggi è entrata in vigore, ordinanza regionale, quella scattata dalla mezzanotte, ma come sapete oggi nel consueto punto stampa, tra le tante cose che ha detto Zaia, ha informato di aver firmato ed è arrivata da poco il documento con l'integrazione all'ordinanza regionale. La novità principale riguarda il fatto che iper e supermercati saranno chiusi anche a Pasquetta, era uno dei dubbi sollevati, quindi anche lunedì di Pasquetta saranno aperti, ma poi ha parlato anche del piano riaperture, insomma, che il Veneto sta preparando, è quasi pronto e che chiaramente verrà poi messo a disposizione del governo nel momento in cui il governo deciderà cosa fare dopo il 13 di aprile e nelle settimane successive. Questo per quanto riguarda un po' quello che si è detto oggi nel punto stampa di Zaia. L'assessore Lanzarin ha fatto un focus poi sulle case di riposo e quindi il fatto che da martedì, insomma, quando ci saranno tutti i dati disponibili e le varie situazioni che sono state monitorate in questi giorni con i vari direttori generali, si potrebbe iniziare anche il piano di trasferimenti dei pazienti in strutture apposite per separare appunto negativi da positivi. Questo lo vedremo poi nel corso del telegiornale del Veneto, quindi con tutti i dettagli della giornata di oggi. Ma dicevamo il punto stampa di Zaia. Nel punto stampa di Zaia si è parlato ovviamente delle aziende, delle problematiche dei settori che sono davvero in situazione di grave emergenza, e ha accennato anche al settore moda che sta soffrendo in modo particolare. Allora, per fare un focus su questo settore ci colleghiamo in diretta Skype, eccolo, lo vedo, buonasera, con Guido Pomini. Buonasera a voi, grazie. Buonasera, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Treviso. Allora, Pomini, ci faccia un po' il quadro della situazione che insomma, lei con una nota ha già definito molto grave. Sì, allora i negozi del settore della moda praticamente il 9 di marzo hanno chiuso per decreto e quindi hanno zerato gli incassi, così come moltissime altre attività commerciali non solo dell'Italia. C'è una differenza sostanziale però nel nostro caso rispetto ad altri. Noi, al di là di l'avvenire da molti anni difficili, per il nostro settore che negli ultimi anni ha patito una crisi di consumi rilevante dovuta a diversi motivi, tra cui le abitudini, il tema vero è che gran parte di noi aveva già ricevuto le merci per la stagione primavera-estate, molte altre quando si aprirà teoricamente dovrebbero arrivare, perché nella moda gli acquisti si programmano con molto anticipo, 8 mesi prima circa, e si incomincia a vendere ad inizio stagione, che per noi è già finiti i saldi a un febbraio. Quindi la nostra situazione non è solo quella di aver visto azzerati gli incassi, ma di avere soprattutto il primo centro di costo, che è il magazzino, già impegnato economicamente in maniera pesantissima. Con le variabili di oggi, che sono quelle non sappiamo quando riapriremo e soprattutto non sappiamo che cosa succederà dopo la riapertura, quando questa avverrà, se sarà a scaglioni, quali saranno le abitudini dei consumatori. Quindi viviamo in una situazione di incertezza anche sul futuro pesante, con un fardello molto più pesante di altri settori sulle spalle. Qual è il pericolo dei prossimi mesi? Ma probabilmente ce n'è più di uno. A me tra quelli più evidenti sono la mancanza di liquidità, che di fatto non è un pericolo ma è già una certezza. C'è direi la quasi certezza che i bilanci di gran parte di queste aziende, quelli del 2020, saranno bilanci fortemente in perdita, e sappiamo benissimo che aziende che magari sono già oggi esposte
con parecchi debiti, con bilanci più aggravati, rischiano anche di uscire dai rating e quindi non essere più finanziabili. Quindi questo è il rischio peggiore. Poi ce ne sono altri, ma che sono legati più a come verrà gestita la ripartenza, quale sarà l'approccio del consumatore, ma questi non sono pericoli, queste sono ancora tutte situazioni su cui credo pochi abbiano un'idea concreta. C'è il rischio che altri mercati intervengano, che altre situazioni magari non regolari possano infilarsi in questo percorso già accidentato e ostacolato? No, io questo credo proprio di no, assolutamente. Da questo punto di vista, l'unico fattore che potrebbe creare qualche distorsione è quello che però è frutto come dire, delle vendite online, quindi di chi ha investito sull'e-commerce, che di fatto oggi resta comunque è rimasto sempre aperto, chi ha investito in quella forma in quel canale, in quella forma di vendita, di fatto un po' di liquidità la sta mantenendo in azienda. Quindi in un momento in cui almeno psicologicamente i consumatori torneranno ad approcciare il nostro mondo con un po' più di serenità, quei canali saranno forse più avvantaggiati rispetto ai canali fisici, ma questo è un po' anche il frutto di chi ci aveva visto lungo molto tempo fa e aveva investito in quella direzione. Però non credo che ci possano essere dei disturbi sul mercato rispetto a come andranno le cose nel mondo della moda, nel retail della moda sui mercati fisici. Le riaperture graduali, saranno graduali, voi auspicate ovviamente, tutto il mondo economico auspica evidentemente una riapertura il prima possibile, poi però c'è l'altro volto della situazione che è quello epidemiologico. Ma sì, è chiaro che ognuno si aspetta di riaprire il prima possibile, però direi che credo che poi ognuno di noi si aspetti di riaprire il prima possibile, ma in massime condizioni di sicurezza. Perché l'unico rischio che non possiamo permetterci è quello di accelerare un processo per poi trovarsi magari non solo quest'estate, ma anche ora quest'inverno nella stessa situazione. Allora, a questo punto, se dobbiamo aspettare 15 giorni in più, aspettiamoli, cerchiamo di capire però come riapriremo. Noi ci facciamo delle domande. Riapriremo a scaglioni, riapriremo per zone, riapriranno prima i negozi piccoli piuttosto che quelli grandi perché gli afflussi verranno gestiti in un certo modo. Cioè sono tutte domande sulle quali probabilmente ci vorrebbe molto anche un sociologo dei consumi per capire come sarà l'approccio anche mio e suo rispetto agli acquisti quando ci permetteranno di tornare a farli. E poi c'è un problema legato ovviamente alla crisi che è quello occupazionale. Da questo punto di vista il riflesso com'è? Già si capisce qualcosa? Beh sì, i primi dati dicono che mai come in questo momento l'accesso alla cassa integrazione, ai vari livelli di cassa integrazione è così vistoso in Veneto e in provincia di Treviso. Questo da un lato ci preoccupa molto, ma dall'altro ci fa anche capire come, almeno in questo caso, sperando che le risorse vengano mantenute nel tempo, se non addirittura potenziate, l'azione del governo è stata un'azione puntuale. Quindi diciamo che dal punto di vista lavorativo credo che ognuno di noi oggi sfrutti al massimo quello che ci viene dato per mantenere la nostra forza lavoro, perché sappiamo perfettamente che sono loro il nostro avamposto con il consumatore. Li abbiamo formati, abbiamo condiviso con loro tantissime battaglie, non possiamo farne a meno, perché senza di loro sarebbe molto più difficile ripartire. Cosa vi aspettate dal decreto Cura Italia versione aprile? Ci aspettiamo che venga data un po' più di attenzione al nostro settore, che non dico che sia stato dimenticato, ma come dire, forse anche per colpa nostra che non l'abbiamo ben spiegato il carico come dire, di difficoltà che viviamo oggi e vivremo dopo. Ci aspettiamo più attenzione, ci aspettiamo un trattamento pari a tutti gli altri, perché in realtà qui siamo tutti talmente interconnessi che o ci salviamo tutti o non dico che non si salva nessuno, ma si salveranno in pochi. Anche perché è un settore fiore all'occhiello, questo dell'Italia e non solo del Veneto. Sì, diciamo che nel settore della moda poi ultimamente sarà molto incrementata la quota di Made in Italy, come dicevamo recentemente nelle nostre città circa 6 vetrine su 10 sono vetrine del mondo della moda, accessori, abbigliamento, biancheria, quindi un mondo molto vasto ed è come dire,
diamo un grosso contributo anche in termini sociali alla vita delle nostre città, quindi pensare che in uno scenario, non so neanche se è il peggiore o meno, metà delle aziende possono avere difficoltà a riaprire o magari a settembre trovarsi nell'impossibilità di continuare, è uno scenario che va assolutamente evitato. Difficile fare cifre, gliele chiedo lo stesso perché poi noi viviamo anche spesso di cifre e di dati. A settembre, secondo lei, c'è una cifra, una percentuale di quante aziende potrebbero non riaprire? Ma io mi auguro che tutte le azioni messe in atto dai governi e dalle amministrazioni locali abbiano effetto e quindi io mi auguro che riaprano tutti, assolutamente tutti. E poi è chiaro che questo dipenderà anche molto da noi imprenditori, da come riusciremo ad essere resilienti rispetto a questa crisi, come dire, comprenderla, trovare quelle poche risorse che ci sono rimaste per allocarle nella direzione migliore. Io credo che agli imprenditori italiani in questo settore non manchi né la capacità e neanche la fantasia da mettere in campo, perché ci vorrà sicuramente anche un po' di fantasia, un po' di visione e un po' di coraggio. Noi faremo la nostra parte, se lo Stato farà la sua, io credo che a settembre saremo ancora tutti lì in strada. Bene, allora una vela di ottimismo ci vuole. Grazie, grazie a Guido Pomini, grazie. Grazie, buon lavoro, buona salute. Grazie, grazie, buon lavoro anche a lei, ovviamente un settore davvero determinante, importante, quello della moda e che, come avete sentito, soffre moltissimo, uno dei tanti purtroppo della situazione legata all'emergenza coronavirus. Torniamo alla ordinanza regionale, dunque al via oggi le prescrizioni anche per chi andava a fare la spesa, quindi con l'obbligo di mascherine e guanti. Allora vediamo come è andata nella zona di Bassano. Siamo davanti a uno dei supermercati di Bassano, oggi abbiamo voluto sentire la gente, la vogliamo sentire per capire un po', tastare gli umori, ma soprattutto per capire se c'è una data in mente entro la quale insomma tutti possiamo tornare liberi di passeggiare fuori. Sentiamo quindi che cosa ci hanno detto. Una cosa assolutamente inaspettata, inimmaginabile e tuttora incredibile, non ho altre parole. Vediamo che lei ha comprato delle uova di Pasqua, per chi sono? Per i bambini, per i miei nipoti. Riesce a vederli? Sì. Qualche volta dobbiamo tenere che noi. E lei insomma è avanti con l'età, non è un ragazzino, ma lei non ha mai visto una cosa così? No, speriamo bene, ma la vedo forse metà maggio. Verso settembre, agosto-settembre, perché qua non ne usciamo fuori. Perché secondo lei non ne usciamo? Perché non vede quello che sta succedendo, questa pandemia in tutto il mondo, casi che vengono di nuovo fuori, come si fa ad uscire? Io penso, guardi, almeno ci vorrà tutta quanta aprile, penso, di ancora quarantena e dopo un po' alla volta, speriamo. Le pesa questo isolamento, questo dover stare a casa? Beh sì, un po' come che pesa a tutti, sa. Non potrei vedere gli amici, le persone più care, 2 o 3 mesi ancora. Temo. 3 mesi significa tornare alla normalità? No, sarà ancora lunga, purtroppo. Insomma. Senta, lei come cerca di rispettare le... Vede, mi sono attrezzato come tutti, insomma. Secondo me non prima di metà maggio ci sarà ancora questa situazione un po' così. Speriamo di uscire presto, dai. Purtroppo non ci rendiamo conto perché non è un nemico figurato, un nemico che si vede, è una cosa invisibile e dunque è un po' fatica a rendersene conto. Ci rendiamo conto guardando gli ospedali. Quando entro, non posso fare nomi, in un altro supermercato e vedo delle persone che non hanno la mascherina e c'è la frutta e la verdura lì, che è lì, a 2 passi dalla bocca, loro parlano, magari con chi ci sta vicino, oppure insomma... Pure se respirano gli schizzi vanno giù. Io dico solo una cosa, che la gente veramente deve prendere le cose sul serio e devono rispettare veramente le regole, soprattutto mascherina e guanti, entrare una persona per nucleo familiare, è una cosa essenziale che deve essere per rispetto per tutti quanti. Io vengo da un paese, dall'Albania, 30 anni fa e quindi non ho mai sofferto così di dittatura, sì, ma di queste robe, per quello stiamo male, però cerchiamo di aiutare.
Mi ricorda un po' la dittatura. Preferisco di tornare in dittatura piuttosto di questa qua. Allora, vi faccio vedere l'ordinanza, l'integrazione all'ordinanza della Regione del Veneto, eccola qui, con la quale appunto ci sono queste ulteriori prescrizioni. Ad integrazione dell'ordinanza, l'apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata nel periodo compreso tra il 4 aprile e il 13 aprile, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020. Eccolo qui, la Pasquetta, la novità della Pasquetta. Poi l'attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto all'emergenza Covid-19. Questo è la novità, l'integrazione. Come sapete l'ordinanza, nella nuova ordinanza scattata a mezzanotte, si è sbloccata la possibilità di vendere i prodotti di cancelleria e di cartoleria nei supermercati, ma anche evidentemente in quegli esercizi che possono rimanere aperti, tipo le tabaccherie. Se hanno un angolo dedicato alla cartoleria possono venderla. È stata sollevata l'obiezione giusta anche dei titolari di cartolerie che invece sono chiusi e dicono questa è una concorrenza che non ci piace, è ingiusto. Zaia ha detto non dovrebbe essere una settimana a portare il disastro nelle finanze di chi ha negozi di cartoleria, ma purtroppo la situazione è questa. Si è cercato appunto di sbloccare la situazione dei prodotti di cancelleria e lo si può fare solo nei negozi che possono attualmente rimanere aperti per decreto governativo, cioè i negozi i supermercati e le tabaccherie edicole. Poi altra precisazione, integrazione, l'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private e poi rimangono confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni precedenti, quindi come sappiamo anche le limitazioni alla mobilità. Quindi questa è l'integrazione dell'ordinanza regionale firmata oggi e quindi pubblicata oggi e in vigore da oggi. E nel frattempo, come sappiamo, c'è il fronte epidemiologico. Io vi ricordo, siamo in attesa di avere il dato, il bollettino serale del Veneto. Ad ora restano i dati di questa mattina: 9.306 casi positivi in Veneto attuali, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 10.824 casi positivi. Dalla notte alla mattina ci sono stati 243 casi positivi in più, vedremo fra poco quale sarà il totale poi della giornata. 1.900, quasi 2.000 i ricoverati in totale per Covid-19, di questi 324 in terapia intensiva, un dato che sta calando di giorno in giorno, mentre aumenta il dato dei dimessi, 1.121, lo diceva proprio oggi in conferenza stampa Zaia. Insomma, delle 11.000 persone che sono attualmente ricoverate negli ospedali del Veneto, in totale 2.000 sono ricoverati per il Covid-19, quindi questa è la percentuale, è ovviamente un dato pesante, sono 2.000 persone ricoverate per coronavirus, questo anche in risposta a chi sostiene, diceva Zaia, che è un'influenza come le altre. Un'influenza come le altre non ha portato, dice Zaia, non porterebbe a 2.000 persone ricoverate in poco più di un mese. E poi su questo fronte, nel frattempo, dalla vicina Lombardia la situazione, come sappiamo, più grave, e continuano ad arrivare in Veneto, l'abbiamo viste a Padova, l'abbiamo viste a Verona, ma anche a Vicenza, lo vediamo adesso, le salme, le bare delle tante vittime della Lombardia per la cremazione. Non c'è posto in Lombardia e quindi l'aiuto da questo punto di vista del Veneto. Allora sono arrivate al cimitero Maggiore le ultime salme provenienti da Bergamo, saranno cremate qui, un aiuto che Vicenza offre per esprimere così la sua solidarietà. Vediamo le immagini. La solidarietà che è giusto che ci sia per tentare di risolvere i problemi, speriamo di non dover intervenire ancora. Abbiamo fatto già delle richieste più avanti, magari di altre disponibilità? No, per ora no, perché vanno anche loro, come diciamo, navigano a vista. Che capacità ricettiva ha il cimitero di Vicenza? Beh, come numeri poi dipende anche dalle mortalità che abbiamo qua, perciò per ora diciamo che le
teoriche 20 salme non abbiamo problemi a riceverle. Erano attese le ultime salme provenienti da Bergamo. Verranno cremate tutte insieme qui nei prossimi giorni per riconsegnarne le ceneri a ciascuno dei familiari rimasti necessariamente lontani. Una sofferenza che si aggiunge a sofferenza. La sofferenza è grande anche perché sembra di mancare verso la persona defunta, non dando tutto quello che si vorrebbe dare in momenti così come sono la sepoltura. Quando vi illustriamo la situazione del contagio in Veneto, vi parliamo dei cluster, i focolai, diciamo, chiamiamoli così. Ebbene, è emerso nell'Alta Padovana anche alcune criticità, sono emerse alcune criticità nell'Alta Padovana e riguardano sempre gli anziani. Sentiamo. Sì, Campo San Piero mi ricorda il direttore generale, appunto dicevo prima, c'è un focolaio, c'è stato un cluster più che un focolaio all'interno di un reparto di geriatria, probabilmente portato alcuni tempo fa, e nonostante ci sia un blocco, più che un blocco, una restrizione massimale delle visite all'interno del reparto, probabilmente da fuori, ci sono diventati positivi 6 pazienti e 11 dipendenti. Ovviamente l'intervento è stato immediato della direzione medica, che ha diviso i pazienti positivi, ha lasciato a casa i dipendenti e ha messo in assoluta tranquillità assistenziale il resto del gruppo. Cluster in geriatria a Campo San Piero, non un focolaio e soprattutto già sotto controllo. Nonostante i limiti imposti alle visite, però, 6 pazienti e 11 dipendenti sono risultati positivi al virus. Sempre in Alta Padovana, dalla sede della ULSS Euganea, sottolineano che in una RSA siano emerse delle criticità, anche in questo caso già circoscritte. Abbiamo una criticità su una struttura un po' più grande nell'Alta Padovana, che però è sotto controllo, sotto monitoraggio anche lì, perché ci sono stati appunto dei casi, non è una comunità alloggio, è una RSA, quindi comunque un po' più ampia, ma anche lì ci stiamo comportando di fatto appunto come se fosse di fatto una casa di riposo, quindi ci si è attivati per avere la massima copertura e garanzia in termini di compartimentazione, di uso dei dispositivi di protezione propri appunto anche delle case di riposo. Nel punto stampa oggi del governatore Zaia si è tornati a parlare poi di un altro fronte, un fronte che riguarda la sanità e come sapete l'uscita dell'ex ministro Orlando, attuale vice segretario del Partito Democratico, ma poi anche supportata dal pentastellato Crimi, e cioè quella di ripensare dopo la pandemia alla sanità, e quindi anche l'idea eventuale di riportare, diciamo, a Roma la gestione della sanità. Su questo c'è stata la polemica di Zaia già ieri, ribadita oggi sul fronte appunto dell'autonomia. Evidentemente il terreno è quello, lo ha detto Zaia, finita la pandemia non pensiate che non torniamo alla carica con la questione dell'autonomia, e soprattutto insomma la sanità non si tocca. Chiederò eventualmente ai veneti se vogliono una sanità gestita da Roma. Ma di questo è tornato a parlare stamattina anche il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati, che avevamo in collegamento via Skype con noi. Ha parlato di questo, ma non solo di questo, è tornato a parlare anche, visto che il suo dicastero è quello dell'Interno, cioè il Viminale, delle polemiche di queste settimane sulle cosiddette autocertificazioni, le tante autocertificazioni. Allora sentiamo un passaggio dell'intervento di Variati questa mattina proprio con noi in diretta Skype. Questa epidemia infettiva ha dimostrato delle crepe nel sistema sanitario nazionale. Ci sono dei luoghi in cui tutto ha funzionato, altri luoghi in cui non ha funzionato. Sono emersi 20 modelli diversi di sanità che, come sappiamo, sono state delegate alle regioni. E questo non va bene. Quindi occorrerà che a pandemia finita ci sia anche una riflessione, non tanto per tornare indietro sul tema dell'autonomia, così cara soprattutto in Veneto,
ma c'è anche la responsabilità che lo Stato deve avere affinché i servizi essenziali ai cittadini siano dati nello stesso modo, con la stessa qualità, almeno quella minima, in tutto il territorio nazionale. Così non è, purtroppo, quindi ora superiamo questa epidemia, dopodiché però bisogna un po' chiarire varie questioni. Ecco, come si può ragionare su questo senza però toccare, diciamo, l'autonomia della Regione, in questo senso il Veneto, sul fronte sanitario? A fronte delle risorse che lo Stato dà alle Regioni, lo Stato deve pretendere dalle Regioni dei livelli essenziali minimi che devono essere garantiti, e chi non è in grado di garantirlo ovviamente non può avere la responsabilità di gestione. Tenga presente che alcune questioni molto gravi, secondo me, che stanno emergendo in tutto il territorio nazionale e ahimè anche in Veneto, riguardano ad esempio la falla sulle case di riposo. Protocolli di accesso alle case di riposo cambiati tardi, dispositivi di sicurezza non presenti all'interno delle case di riposo, che sono i luoghi, diciamo, di maggior rischio, no? Dove ci stanno quelle perle di umanità che sono i nostri nonni, i nostri genitori anziani. Su queste cose occorrerà essere ancora più rigidi, in modo che questa epidemia infettiva ci insegni veramente qualcosa per il nostro futuro. Senta, cosa ci sta insegnando di altro questa epidemia? Perché ci si chiede, ieri ne parlavamo con il sottosegretario Baretta e si parlava della ipotesi, insomma, che è in campo ancora ovviamente lo slittamento delle elezioni che probabilmente saranno in autunno, adesso non c'è ancora una data, eccetera. In quel momento, in autunno, molto probabilmente ci saranno ancora gli strascichi di questa epidemia. Come si potrà gestire comunque delle elezioni? Come la gente vivrà un voto ancora con gli strascichi di questa epidemia? Anche a livello proprio organizzativo. A livello organizzativo la campagna elettorale che verrà sarà stabilita nei tempi giusti, perché non si dovranno fare errori per assembramenti e altro in tempi ovviamente sbagliati. Cosa insegna questa epidemia? Tante cose. Ci sta riportando anche sul piano personale, no? A riprendere alcuni valori, alcuni feticci che avevamo, e cioè noi siamo forti, invincibili, belli, non abbiamo problemi, invece è bastata questa epidemia per farci tornare indietro su alcune convinzioni, no? Anche di natura personale, soggettiva. Il mondo che sta diventando piccolissimo. Chi pensava che bastava chiudersi all'interno del nostro comune, del nostro Stato per risolvere tutti i problemi, si è accorto che in realtà una cosa successa a migliaia e migliaia di chilometri da noi poi ci ha invaso. Quindi la politica, la campagna elettorale, la riflessione sulla politica che verrà sarà molto interessante, e i partiti e coloro che si confronteranno dovranno assumere linguaggi, modalità, prospettive molto, molto diverse rispetto al passato. Viminale in questi giorni, no, è il fautore delle cosiddette autocertificazioni che hanno creato un po' di polemiche, di caos, Massi. Quanto è stato difficile normare dei comportamenti? Perché non ci si mette spesso nei panni di chi deve normare dei comportamenti. Allora, è proprio così. Ha ragione, mi piace molto questa domanda, perché c'è gente che ha fatto anche un po' ironia sui vari moduli che sono stati emessi, ma veda, nel Veneto, così come nell'Italia, per fortuna con numeri minori, sono state trovate fuori alcune persone che avrebbero invece avuto il dovere di stare in quarantena, e lo sapevano che dovevano stare in quarantena. Perché? Perché veicoli di infezione possibile verso gli altri. Ebbene, il modulo è stato anche cambiato, ad esempio, per dichiarare, una persona che è fuori, dichiara che sa che non ha avuto un'informazione di positività, non è stata sottoposta a un tampone, non è stata sottoposta a un obbligo di quarantena, lo dichiara. Se quel modulo non l'avesse dichiarato, è anche la responsabilità penale
per una dichiarazione mendace non ci sarebbe stata. Quindi il modulo è un po' cambiato per, come dire, allinearlo via via alle diverse disposizioni. Però, insomma, non è una grande complicazione il modulo, perché se uno non ce l'ha, c'è l'agente di polizia che ce l'ha e lo si riempie al momento. L'importante è quel senso di responsabilità, ecco, che ciascun cittadino deve avere. E devo dire che la comunità nazionale, e se mi consente, la nostra comunità veneta, ha reagito con grande senso di responsabilità. Bisogna dirlo, e sono convinto che lo farà anche nel Ponte Pasquale, perché siamo gente per bene e sappiamo che questo è un momento difficile, che sono in pericolo i nostri figli, sono in pericolo i nostri nonni, stiamo in pericolo noi, è in pericolo il nostro sistema produttivo, quindi via, non mancheremo di dare il nostro apporto personale. Nel frattempo in tutto il territorio nazionale i medici continuano a morire. Oggi devo dire addio a un amico che, come tutti noi medici di famiglia, è stato scaricato dalle istituzioni, accusa molto forte, ed è morto da solo. La sua morte per la burocrazia non vale il costo di una mascherina. Siamo pronti a chiudere gli studi che non sono parte dei livelli essenziali di assistenza. Lo scrive il segretario della Federazione dei Medici di Famiglia, Silvestro Scotti, secondo il quale la mancata relazione tecnica a un emendamento ha bloccato la possibilità per i medici di base di avere la fornitura dei dispositivi di protezione per fronteggiare l'epidemia da Covid-19. L'intervento di Scotti arriva dopo l'ennesimo decesso di un medico di famiglia contagiato. Il collega deceduto, dice Scotti, è Giovanni Battista Tommasino, classe 1959, originario di Castellammare di Stabia. Sottolineando che l'emendamento al Cura Italia mirava a chiarire che la fornitura dei dispositivi di protezione individuale doveva essere estesa ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Dunque l'accusa dei medici di famiglia a livello nazionale è quella di una burocrazia che ha bloccato un dispositivo che poteva essere importante per questo medico deceduto. Nel frattempo, a proposito di mascherine e di protezioni, la Lombardia, leggiamo dal sito di Repubblica, ultim'ora, in Lombardia in giro solo con protezione al volto, ordinanza della Regione in vigore da domani. Quindi una misura ancora più restrittiva, come sapete nell'alveo della DPCM del governo le regioni si possono muovere autonomamente soltanto appunto se adottano misure più restrittive. La Lombardia è andata oltre, quindi da domani, secondo l'ordinanza della regione, si può girare in tutta la regione soltanto con una protezione al volto, con le mascherine. È un po' quello che ha fatto, e ce l'ha detto in diretta ieri nel telegiornale di Treviso, il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha detto da lunedì a Treviso, nella città di Treviso, si potrà girare soltanto con una protezione al volto. Mascherine, meglio ovviamente se la mascherina, ma se non avete la mascherina un foulard, una sciarpa, qualcosa, insomma. Quindi in qualche modo Conte inconsapevolmente ha anticipato, Mario Conte, il sindaco di Treviso, ha anticipato la decisione del governatore della Lombardia Fontana. C'è un altro effetto collaterale dell'emergenza, i tantissimi effetti collaterali dell'emergenza, e che riguarda i problemi delle famiglie con i coniugi che sono separati, tra chi è separato in casa ma anche appunto chi è separato in abitazioni diverse, con figli da condividere, mutui casa da pagare, insomma ci sono purtroppo diverse battaglie in corso che vanno a minare una serenità già minata dal virus. Sentiamo. Guerre oramai tra ex coniugi, dispetti sulla gestione dei figli, mancata corresponsione di assegni di mantenimento. Accade anche questo ai tempi di segregazione da coronavirus. Se la convivenza forzata mette a dura prova i rapporti nelle famiglie, sicuramente accentua e non poco la frattura tra ex, soprattutto se di mezzo ci sono i figli. È un dramma veramente nel dramma, nel senso che le prime cose che stanno cominciando a venir meno sono gli assegni di mantenimento. Il genitore obbligato approfitta del fatto che in questo momento qua non lavora e non versa l'assegno di mantenimento, e questo è un problema per il genitore collocatario, perché i figli se li deve tenere giustamente e anche gli deve dare da mangiare, e i figli, mi dicono i clienti, in questo periodo qua mangiano moltissimo, nel senso che sono sempre davanti al frigo e la spesa è un po' più importante rispetto a quando i ragazzi vanno a scuola. Sono in genere le mamme a dover sborsare di più, ricevendo meno dall'ex marito, che in molti casi invece si trova sotto scacco per la gestione dei figli nei giorni di competenza.
Ecco alcuni passi dei tanti messaggini che l'avvocato divorzista riceve ogni giorno da oltre un mese. Senza nonni e babysitter, ma magari con il lavoro che per fortuna invece continua, i papà non sanno cosa fare con i bambini che l'ex moglie impone venga a prenderli con la minaccia di riportarlo davanti al giudice. Ma i casi di guerra dei roses in chiave trevigiana non finiscono qui. L'altro problema è che purtroppo stanno iniziando anche a non pagare i mutui. Allora la quota di mutuo che entrambi gli ex coniugi dovrebbero pagare, magari uno dei due non la paga e non firma o non dà la disponibilità nel controfirmare anche il modulo della sospensione, se vuoi anche per qualche ricatto o perché si vuole fare un dispetto. Ecco, questo non va fatto e accordatevi subito con le banche. E per chi aveva magari con difficoltà raggiunto un accordo di separazione, ora teme che salti tutto con lo slittamento delle udienze. Chiedono come si può accelerare l'udienza di separazione, purtroppo è impossibile, quindi questa continua convivenza in una coppia già scoppiata diventa molto più complicata rispetto ai tempi passati. Allora, avere un atteggiamento civile, cercare di sopportarsi anche se ormai la coppia è finita. Chi è che ci sta rimettendo di più nelle coppie che sono scoppiate? Il genitore che vive con i figli, che molto spesso è la donna. E poi anche immaginiamo i figli ovviamente che si trovano in mezzo a queste situazioni, ma fortunatamente c'è anche chi sta vivendo questo isolamento guardando con ottimismo al futuro, con il sorriso. Siete i tanti, voi che piccoli soprattutto, che ci continuano a mandare disegni, video e foto dei vostri andrà tutto bene, li vediamo come sempre. È tutto, adesso vi lascio come ogni sabato al Vangelo del sabato, poi i nostri telegiornali dalle 20 alle 21, di nuovo l'edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti. Arrivederci.